La nave veneziana Veneta Mediterranea dell'organizzazione non governativa Mediterranean Saving Humans del veneziano Beppe Caccia e del miltino Luca Casarini torna in mare per soccorrere i migranti grazie ai suoi volontari. La nave è così salpata nelle scorse ore dal porto di Trapani per la sua seconda missione di osservazione e monitoraggio a difesa dei diritti fondamentali delle persone e di ricerca e soccorso in mare delle persone in difficoltà a salvaguardia della vita umana. La nave raggiungerà la zona delle operazioni di sicurezza a sud dell'isola di Lampedusa, presidio ancor più urgente e importante oggi, vista la notizia che sempre al lago di Lampedusa si sono purtroppo ancora registrati morti e decessi. Questo vuol dire anche che in queste ultime settimane è stata ingiustamente fermata la nostra nave e ci è stato impedito di andare a soccorrere vite umane. È una responsabilità politica pesante per questo governo che continua ad agire in violazione del diritto internazionale e delle leggi dell'umanità. Noi non ci fermiamo grazie al sostegno di tante e tanti cittadini.